Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati con il nostro consueto appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Questa settimana non possiamo che iniziare dalla Serie A e soprattutto dal crollo del Milan. Infatti ci siamo lasciati col Milan che doveva affrontare la Lazio martedì sera, una partita terminata con il risultato di 4-0 a favore dei biancocelesti. E ripartiamo questa domenica appena passata con il Milan che perde 5-2 in casa contro il Sassuolo. Due sconfitte davvero pesanti, soprattutto nel risultato e nel modo in cui sono arrivati. Con un Milan che a parte l'inizio di partita col Sassuolo non ha mai dimostrato di essere in partita e di poter fare qualcosa per contrastare le squadre avversarie. Tra l'altro Sassuolo veniva da 2 punti nelle ultime 8 partite, quindi era una squadra in crisi nera e ha vinto comunque 5-2 a San Siro. Direi che per il Milan è tempo di profonde riflessioni, soprattutto sul capire come e perché si è rotto qualcosa all'interno della squadra che soltanto qualche mese fa vinceva lo scudetto. E purtroppo per il Milan la prossima partita da giocare è il derby domenica. Quindi una partita per nulla facile, con due squadre che arrivano in momenti non esaltanti entrambe, ma con l'Inter che è passi avanti rispetto al Milan. L'Inter infatti ha vinto 2-1 contro la Cremonese, una partita non semplicissima, ma comunque in cui l'Inter è riuscita con una doppietta di Lautaro Martinez a portare a casa i 3 punti e soprattutto a mettere morale e fiducia in tutti i giocatori. Ma il dominatore vero e proprio di questo campionato non può che essere il Napoli. Un Napoli che così ha allungato ancora sulle sue rivali a 13 punti di vantaggio grazie a una splendida vittoria per 2-1 contro la Roma. Una vittoria sofferta in cui sono state necessarie due prodezze di Osimhen e di Simeone, la seconda a soli 5 minuti dalla fine, per portare a casa la vittoria contro una Roma gagliarda, vogliosa, capace anche di pressare alto e di difendersi bene nella sua area di rigore, ma che purtroppo non ha potuto niente contro questo momento clamoroso di forma della squadra partenopea. Una Roma che comunque esce rinfrancata da questa partita e che sicuramente potrà dire la sua nella lotta Champions. Lotta Champions dove è presente anche la Lazio, una Lazio che ha fatto un'altra vittoria convincente e si ritrova ora appaiata al secondo posto con l'Inter. Al contrario di quest'ultima, non è un buon momento anche per la Juventus che ha perso 2-0 allo Stadium contro il Monza. Un Monza sempre più sorprendente, capace di segnare e dominare la partita per buoni tratti della gara, ma anche capace di difendersi e soprattutto, grazie a uno splendido di Gregorio, di salvare il risultato. Il portiere della squadra Brianzola ha fatto delle fantastiche parate nei momenti più importanti, in cui c'era stato il forcing della Juventus, lui ha sempre risposto presente, parando soprattutto da fuori area un sacco di tiri diretti verso l'incrocio. Quindi non può che essere lui l'uomo copertina di questo Monza. Passiamo ora dal calcio al tennis. Infatti è terminato l'Australian Open e ha visto la vittoria in 3 set in finale di Novak Djokovic contro Stefanos Tsitsipas. Una vittoria netta ma in discussione e grazie a questa vittoria Novak Djokovic diventa il più titolato insieme a Nadal per i Grand Slam con ben 22 vittorie. Inoltre raggiunge la doppia cifra agli Australian Open, il suo torneo preferito. Sono diventate subito virali le sue foto con la giacchetta personalizzata fatta con il 22 scritto sul petto e le foto del giorno successivo di fianco al 10 che sono i trofei conquistati in Australia. Un Novak Djokovic che si mette da parte la stagione scorsa che è stata molto dura per lui soprattutto a livello psicologico e mentale ed è pronto e affamato per cercare di vincere tutti i tornei di quest'annata. Per questa settimana è tutto. Con Passione Sportiva di Mattia ci vediamo settimana prossima. Un saluto a tutti. Ciao!